Barriere naturali contro lo smog, boschi ornamentali per assorbire tonnellate di polveri sottili, una nuova frontiera verde che oltre a garantire una migliore qualità della vita ai residenti potrebbe pure aprire spazi importanti per chi si dovrebbe materialmente occupare della manutenzione di queste nuove aree cuscinetto. La Coldiretti Veneta e i sindaci dell'ANCI regionale hanno sottoscritto a Padova un'intesa. È un anno più o meno che interloquiamo con l'ANCI, è uscito un buon rapporto tra le nostre imprese e alcuni sindaci, è nato questo progetto che ci auguriamo che effettivamente vada a valorizzare sempre più quelle aree verdi dei comuni, soprattutto gestite da professionisti. Cosa che in passato non c'è stata. Ma il verde è sempre tenuto come un qualcosa di alato, non molto valorizzato. Riteniamo che invece va molto valorizzato, soprattutto in questo momento dove abbiamo avuto un'alta edificabilità dei territori e c'è soprattutto molta necessità. Anche la mamma stessa che ha i bambini piccoli ha necessità di portare nei parchi ben curati i loro bambini. Per voi si tratta di portare appunto la costruzione di queste aree, la risistemazione, ma anche la formazione stessa degli operatori che devono intervenire. Sì, sicuramente apre delle grandi opportunità per formare effettivamente gli imprenditori, chi fa in parte lo fa già, chi magari lo farà, per cui si apre un'opportunità per alcuni giovani e soprattutto apriamo la possibilità alle imprese di formarsi anche su questo settore che finora effettivamente non ci eravamo molto dedicati. Ecco, una nicchia che quindi spingete proprio per i vostri stessi iscritti. Sì, spingiamo soprattutto perché anche il Veneto ha qualcosa da dire sia sul verde ma soprattutto sul mondo del florovivaismo, perché abbiamo delle aziende importanti che producono e vogliamo comunicare al consumatore che anche in Veneto ci sono produttori di piante e di conseguenza questo è importante. Belle idee a volte si devono scontrare con mancanza di fondi. Da questo punto di vista la copertura può esserci anche arrivare dall'Europa oltre che dalla Regione? Che fondi possono esserci? Sicuramente ci saranno dei fondi, ma quel che è più importante è comunicare che il verde in questo momento ha un effetto molto importante per la salute delle persone, soprattutto quando parliamo di smog, parliamo di città chiuse ai mezzi. Se pensiamo che tra 1.500 auto ci vogliono 10 ettari di verde per sanificare quello che le auto emettono e di conseguenza dobbiamo far leva soprattutto su un discorso ambientale e tutela del territorio, per cui una sensibilità che non sono soldi buttati gestire il verde, ma va a beneficio anche di chi sta al quinto piano. La possiamo definire una rivoluzione verde per le città? Beh sì, diciamo che con l'ultimo decreto che è appunto del 2016 c'è l'opportunità di inserire tra i soggetti con i quali appunto dare la gestione del verde anche le aziende agricole regolarmente iscritte agli albi e con certificata professionalità, cosa che ad oggi non era possibile, quindi è un rapporto che si può avere direttamente con imprese ed aziende agricole del territorio e produttori florovivaistici che quindi producono ma contemporaneamente possono sistemare il nostro verde e tenerlo manutentato. Nella sua visione generale di tutti i comuni del Veneto c'è stata questa tendenza in passato o bisogna fare proprio un cambiamento radicale? Assolutamente no, diciamo che gli ultimi anni, lo sa, parliamo però degli ultimi 7 anni, ci sono stati grandi cambiamenti organizzativi nei comuni perché il personale è diventato sempre più anziano, è andato in pensione con impossibilità di sostituirlo. Se un tempo c'erano tutte le figure professionali all'interno della struttura, sia nei piccoli che nei grandi comuni, vie più si è dovuti ricorrere a gare, a bandi d'appalto e spesso i soggetti che hanno vinto sono soggetti della più varia natura. A volte è successo, conosco esperienze che hanno vinto gare soggetti che in realtà non avevano nessun tipo di professionalità, nessun legame con il territorio, che ovviamente hanno creato gravi problemi all'amministrazione che si è trovata ad avere una ditta di questo genere. Quindi collaborazione di questo tipo garantisce i comuni stessi? Sì, noi pensiamo di sì come Associazione dei Comuni del Veneto. Ovviamente, lo devo dire, non è che i comuni abbiano risorse infinite, anzi hanno risorse molto, molto più basse,
però sanno che è importante la manutenzione del verde, i cittadini, è importante per i cittadini e cercano di farlo, di continuare a farlo, ecco. C'è anche un obbligo ed è giusto di aumentare il verde nelle proprie città, cioè ogni albero che per X ragioni non c'è più va immediatamente sostituito. Ecco. Il modo è un modo semplicissimo che noi già involontariamente lo svolgiamo già da anni, la manutenzione dei nostri terreni, in modo particolare le capezzagne, tutti quei fossati, tutte quelle aree un po' in concessione che abbiamo di terreni statali e comunali e quant'altro. La vedo come una buona opportunità perché è una cosa che abbiamo sempre sostenuto da anni, la nostra messa ai margini del settore verde. Cosa vuoi? Negli ultimi anni, tra la mancanza di denaro dei comuni e tutto il resto, e le varie gare d'appalto a ribasso ci hanno un po' penalizzato, perché noi, consapevoli che abbiamo una funzione professionale, una conoscenza del territorio, ci troviamo un po' messi da parte. Spero che con questo accordo che si fermerà questa mattina ci saranno delle nuove opportunità anche per i nostri giovani che stanno entrando nel settore vivaistico. Ecco, dei capannoni si dice solitamente che consumano il territorio, il verde diciamo non utilizzato come è stato fino adesso, si può parlare di uno spreco invece al territorio dal vostro punto di vista? Sì, io adesso magari parlo per il comune di Padova, che è il mio comune di residenza. Non ci rendiamo conto che abbiamo dei terreni fermi per aree di perequazione, per vari accordi per l'edilizia, che non utilizziamo malamente. Sono il grosso polmone che potrebbe anche andare ad incentivare il giovane in agricoltura a creare delle attività su dei terreni in concessione, perché il problema dell'agricoltura oggi e del suolo in Italia qual è? È che un ettaro di terra costa troppo.